Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano ragazzi! Ancora commentone, ancora Chris Benoit, commentone e Bill Goldberg ragazzi, un triple threat devastante. Fioi, la WWE sta cominciando a inserire i veneziani in match di tutto rispetto. Vincere questo sarebbe tanto importante perché ti dà la possibilità di scalare le posizioni magari per il titolo degli Stati Uniti. Comunque ecco, messo per questi match qua impatto veloce, perché nei triple threat che sono più lunghi è meglio mettere impatto veloce. No, adesso leggo ragazzi, questo è il match contendente per il titolo USA. No fioi. No fioi, calma. Comenda veneziana. Vai. Questo è importante ragazzi, Ecco Goldberg. Devono stare molto attenti ragazzi, perché mettendo chiaramente velocità d'impatto rapida è più veloce, però chiaramente nei triple threat se no sono infiniti. Bravo veneziano. Questa è un'occasione d'oro, Ho già un'occasione d'oro. D'altronde il match con Ric Flair è stato molto apprezzato dalla WWE. E comunque è sempre una leggenda. Grande veneziano. Aia. Bravissimo. Ecco, Benoit però si riscatta. Goldberg. Bill Goldberg. Tutti contro Benoit, ragazzi. Benoit ha tanta resistenza, è un grande incassatore, quindi è meglio farlo fuori subito. E veneziano si esalta intanto. Dai, ammazza, vai, fai. Io sono qua sono lo sfavorito, quindi è chiaro che non voglio rischiare. Grandissimo, grandissimo Cuba. Noi dobbiamo approfittare, fioi. E qua ne approfittiamo, grandissimo, grande Cuba. Il cui prova una cosa abbastanza impossibile. Cazzo, sarebbe bello andare a provare il titolo degli Stati Uniti, cazzo, speriamo. Aia. Vai, spacchiamo un po' Goldberg. Veneziano c'è comunque, ragazzi. Veneziano c'è. Grande, guardatelo, si pavoneggia veneziano. Intanto Benoit, vai di suplex. E anche il come fa la sua. Ok. Mossa speciale. Eccolo qua. Ecco, intanto Goldberg si sta sistemando i guanti. Eccolo qua, grande. Vai Kume, il Kume si carica. Attenzione. Veneziano si carica. Veneziano si carica. Arcaio! Arcaio! Oddio. Grandissimo. Il Kume riesce a beffare anche Goldberg. Prova lo schieramento veneziano. Lo prova. 1. Si salva Benoit. Comunque Benoit è finito ormai. Grande Kume. Che imprese di veneziano. E che i triple threat sono comunque lunghi, ragazzi. Dai, cerchiamo di prendere un po' di fiato con queste mosse. Vai. Ciao. Ciao. Ecco. Goldberg si incazza. Aia. Rope break, manco male. Spear! Spear di Goldberg! Ok, ciao Bill. Ecco, qua la cagata. Benoit è finito comunque, Benoit è realmente finito. Ecco però ragazzi, Benoit ha 7 vite, fioi. Benoit ha 7 vite. Oddio. Jackhammer! No. Attenzione, non ci credo. Salvato, che culo. Che culo, ragazzi. Che culo di veneziano. Merda. Merda. Ragazzi, adesso è durissima. Adesso è veramente dura.
Lasciamo sfogare qua sti stronzi. Ecco, ciao ciao Benoit. Devo colpire anche Goldberg. Merda. No. 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 Anche il comeback ho sbagliato. Era vaffanculo come. Vaffancuore come. No, devo approfittarne qua. Sono un pippone allora. Fiori, questo match interminabile, mamma mia che match, veramente qua però Veneziano sta guadagnando tanti punti nella Universe come indiana perché... Cioè veramente un match per essere il terzo match, anzi il quarto. Siamo tutti distrutti, siamo. Il Cume ci prova. 1. Mamma mia, era fatta. Era fatta, che sfiga, oh. Ottimo suplex. No, no, Cume, svegliati. No. Grande Bill, ti amo, Bill. Qua Benoit mi fa una mossa. Il suplex devastante. Il Cume, anche il Cume messo male. Mamma mia che match epico. Clipper crossface. Grande, dai. Adesso la finisce la Goldberg. No! Oh! No! Non ci credo. Non ci credo, non ci voglio credere. Non sono riuscito a fermarlo e Goldberg va a vincere. Pazzesco. Incredibile furto. Non ho parole, Fiero. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Vediamo qua alla fine. Speriamo di aver fatto comunque un match buono e di avere un'opportunità in un triple threat magari, ma la vedo abbastanza dura purtroppo. Vediamo qua gli ultimi match. SummerSlam, Nikki Bella e Jay Lee. E ancora Jay Lee, ma fenomenale. Questo match tra rivali di Harper, ok. Marcheri ha vinto ancora. Extreme Rules, Jericho Cold, vince Cold. RVD batte Rowan. Intercontinental Cesaro, Miz. E vince Cesaro questa volta. Questo è un bel triple threat, vince Roman. John Cena, Seth Rollins e vince ancora Cena. Ok, neanche non c'è il titolo, vabbè, niente, allora insomma. Va bene. Vediamo se abbiamo match Brock Lesnar, Goldberg, madonna che bello. E qua Cena Bryan, vediamo un po' le notizie. Cena ha difeso il titolo. Molto bene. Vediamo le classifiche graduali. Stone Cold è il primo contendente. Veneziano, è 32esimo, siamo ancora molto indietro qua. Vediamo qua, siamo ai secondi contendenti, cazzo, che sfiga, oh. Maledetto Goldberg. Buono raga, sotto il comandante veneziano e comunque siamo vicini almeno per il territorio degli Stati Uniti di Sheamus, secondo me lo possiamo conquistare. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!